Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi giochiamo a 5 minuti perché a 10 minuti non mi accettava nessuno. Giochiamo una siciliana aperta contro Vische 85 ungherese. Ok, questa è la variante del dragone, di cui io non so particolarmente la teoria, però dovrebbe... Vabbè, non so in che ordine, ma le mosse dovrebbero essere queste. Penso che forse lui avrebbe potuto fare qualcosa di meglio, che non sono convintissimo di quello che ho fatto. Ok, Rocco Lungo, qua dovremmo essere entrati nella posizione super principale. Qua esistono H4 e RB1. RB1 dovrebbe essere un pelo meglio, però sono robe di cui assolutamente io non ho idea. Ok, e qua partiamo con l'attacco standard sul lato di re. Forziamo l'apertura di qualche linea e sacrifichiamo un po' a caso sta roba, sperando che ci sia qualcosa. E ok, lui si mangia tutto, giustamente, dice mo. E mo. Fier H6 forse. Proviamo al Fier H6, idea arrivare con la donna in G5. Ok, va bene. Mangiamo di cavallo. E adesso se mangia la torre, noi ci giochiamo la nostra donna G5 e tutto finisce perché il matto in G7 è imparabile. E sì, ok, può ritardare di una mossa, però adesso questo rimane inchiodato perché c'è il re dietro, quindi... Donna per G7, tutto finito. Vediamo se nel frattempo qualcuno che voleva giocare a 10 minuti. Oh, va che culo. Pullo Seppo. Pullo Seppo. Giochiamo la... oddio. Facciamo i 5. Oh, e 5. La nostra mossa preferita. Cavallo F3. Cavallo C6. Ok, su questa proviamo qualcosa di particolare, per esempio cavallo di 4. Cavallo di 4 mossa sbagliata perché muove lo stesso pezzo in apertura due volte. Però ok, l'idea è che prima o poi guadagnerò qualche tempo al centro con queste spinte. Prima o poi. E giochiamo in modo super creativo con questo H5. H5 è una di quelle mosse super strane, però me l'hanno giocata proprio questa ad Amsterdam e sono riuscito a star male in questa posizione. Non so come, io con il bianco. Quindi proviamola, se sono io lo scemo o se effettivamente qualcosa di buono nella posizione del nero c'è. Ok, per esempio mi incuriosisce questo di 3 con l'idea di piazzare un alfiere super forte lungo questa diagonale. Ma sì, perché no? Mosse completamente senza senso oggi. Di 3 un'altra mossa molto particolare. Ok, non credo che ci sia modo per lui di impedirmi questo scacco. Dopodiché la mia posizione avrà un po' di vita. Per esempio, un qualche manovra del genere per minacciare roba. Ok, E5, penso proprio cavallo G4. Anche donna HC, donna H4 arriva, probabilmente. Sì, esatto, donna F3 potrebbe essere una buona mossa
di contenimento, perché effettivamente impedisce una futura cavallo F2, non è possibile. Ok, qua abbiamo deciso di giocare per l'iniziativa, quindi dobbiamo non perderci d'animo e finire il nostro sviluppo. Cosa scegliere tra D6 e D5 che liberano il nostro alfiere? Magari lo riusciremo a mettere anche qua dove guadagna un tempo. Ovviamente D5 perché è più veloce, crea più problemi. Se mangia, ok, non è un problema, alfiere G4 e su tutti gli scacchi sulla colonna E faremo Re F8 che per quanto brutta è in linea con la posizione perché la torre sta bene in H8 dove in qualche caso potrebbe aprirsi la colonna. E nel caso dopo F8 dovesse andare male, lui dovesse riuscire a cambiare i pezzi e entrare in finale, comunque la torre può uscire abbastanza facilmente in questo modo. Quindi in questo caso F8 può avere significato. Ok, alfiere B5 mossa, un'altra mossa molto strana perché qua mi dà la possibilità di giocare C6. Dopo la presa di pedone lui avrebbe la donna sotto. A quel punto potrebbe fare C7 scacco di scoperta. E... Oddio, non mi convince del tutto, però giochiamo comunque l'F8, dai. Facciamo finta che questa alfiere B5 fosse giustificata. Ok, donna C3, attacca l'alfiere. Qua abbiamo una mossa molto forte, secondo me. Cioè una mossa che se funziona è molto forte. Cioè cavallo E4, attacca la donna e difende l'alfiere, quindi fa due cose. E inoltre ci lascia la possibilità di uscire in H4. Tanta roba sta cavallo. Dai, fidiamoci, giochiamo cavallo E4. Che se no ci si addormenta. Immagino donna di 3, una mossa del genere. Adesso vediamo che abbiamo acquisito un sacco di iniziativa. Lui è ancora fermo col suo sviluppo. Molto bene, molto bene. O donna di 3 o donna C4, mi aspetto. Dopodiché vediamo se abbiamo combinato qualcosa di buono. Già intravedo delle possibilità molto interessanti che non vi svelo subito perché potrebbero essere delle porcherie totali. Spero che mi giochi donna di 3. No, in realtà non lo so. Donna C4 mi piace di più per lui perché attacca sia il cavallo che l'alfiere. Invece donna D3 attacca solo il cavallo, però ha il pregio di tenere la difesa di queste case che potrebbe essere fondamentale in qualche variante. Lui gioca donna B3 che a dire il vero è brutta brutta. Perché non fa niente, non attacca né il cavallo, posso lasciarlo lì senza problemi, portare la donna per esempio in H4 senza alcun tipo di problema, cosa che non avrei potuto fare su donna di 3 e donna C4 perché mi avrebbe mangiato il cavallo che mi è necessario per attaccare. E quindi ok, donna H4 è la prima mossa da prendere in considerazione perché minaccia tante robe. Su donna H4 e la seconda mossa da tenere in considerazione è H4. H4 è una mossa molto forte perché minaccia la super cavallo G3 scacco. Dopo cavallo G3 il nero ha vinto perché ok, se mangia di donna in G3 guadagniamo la donna. La casa G1 è tenuta dal preziosissimo alfiere in C5
E se mangia il cavallo, io rimangio e do addirittura matto con la torre che non si è mai spostata. Mai mossa ed è il pezzo che dà matto. Quindi anche questa è una variante abbastanza carina. Eh, Su H4 cosa può fare per impedire questo cavallo G3? Perché se non riusciamo a rispondere a questa domanda, H4 è una mossa da fare. Ok, per esempio H3 per creare un pertugio seguirebbe cavallo G3 con guadagno di una qualità, perché non è una torre intera perché c'è l'alfiere. Ok, vediamo H4, H3, cavallo G3, re H2. Ok, guadagno una qualità, ma niente di serio. Su invece donna H4. Donna H4 sembra una mossa più consistente. Quindi dai, giochiamo questa e basta. D4, finalmente una mossa energica da parte sua. Un po' troppo tardi probabilmente. E... Ok, in realtà è una mossa furba perché probabilmente era il vero scopo di donna B3. Perché se mangio donna B4 scacco e ci dà dei problemi neanche tanto seri in realtà. Eh, ok, se ad esempio cavallo F2 scacco, torre F2, donna F2, minaccio matto con donna E1. Sì, dai, facciamo così. L'unico problema è se fare G1 qua non l'ho considerata e probabilmente è la cosa migliore da fare. Non l'ho proprio considerata, è stato un babbo. Ora si fa tutto più difficile, ragazzi. Perché probabilmente perdo un pezzo. Perché ok, su alfiere per, cosa che non ho detto, su C5, C5 non funziona su donna B4 perché mangia un passant e rovina tutto. Quindi ho perso un pezzo veramente, sì. Ok, mettiamola un po' in vacca con cavallo H3. Se mangia ho alfiere per D4 scacco questa volta, quindi non ha il tempo di giocare a donna B4. E ok, dovrei mantenere l'iniziativa anche se essendo sparito questo cavallo è molto molto peggio di prima. Prima avevo una posizione assolutamente vincente e adesso probabilmente no. Dovrò riuscire ad attivare questa torre lungo la colonna G se mangia qua. In qualche modo è l'unica mia speranza. E we'll see, we'll see. Peccato. Ok, in realtà lui sta pensando talmente tanto che potrebbe sbagliare. In genere, più uno pensa a una mossa, più si incasina con la testa. Ehm, Infatti G per H3 non ha una vera controindicazione. Alfiere per D4, alfiere 3. E io sinceramente non so cosa fare. Poi magari lui ha visto qualcosa di clamoroso, ma dubito. Magari alfiere H3, alfiere D4, torre H6. Oddio, forse questa, ma mi sembra molto tirata. Molto molto tirata.
E ora proviamo ad andare avanti. Come fai a impedirmi torre G6? In tanti modi, per esempio alfiere di 3. Vabbè che ormai le analisi sono andate talmente in profondità che non hanno senso, avrò sicuramente sbagliato qualcosa. Ma quanto sta pensando quest'uomo? E io non mi posso lamentare perché effettivamente ho pensato molto più di lui in questa partita. Ah, eccola lì. Cosa vi avevo detto? Ok, comunque RH1 non è male. Adesso che la vedo meglio, RH1 non è affatto male. Però il cavallo poteva essere mangiato tranquillamente. Ah, e ora? Comunque il mio cavallino in presa. Vabbè, torno qua umile e cerco di riorganizzare l'attacco. Ora non credo che mangerà in H3 perché se non l'ha fatto prima non vedo perché dovrebbe mangiarlo adesso. Anche se credo che sia la scelta migliore, ancora una volta. È vero che indebolisce tanto l'arrocco, però se non c'è matto è un pezzo in più. C'è poco da fare. Ok, perfetto. Fantastico ragazzi, fantastico. E ora... Ora tolgo la donna, i miei pezzi sono al sicuro. È vero che ho un paio di pedoni in meno, ma i pedoni in questa posizione contano molto poco. Adesso riuscirò a riattivarmi. Già minaccio uno scacco devastante in E4. Ok, donna E3 non l'avevo vista. In effetti così la mia posizione sembra molto meno efficace. Ok, le donne tendenzialmente le vorrei tenere perché sono io quello che ha l'iniziativa o quello che deve cercare controgioco. Purtroppo devo ammettere che donna E7 è stata una cazzata, infatti avrei potuto giocare donna F6 direttamente. Ora i miei piani sono due o tre. Allora, le cose che devo fare sono o cercare di aprire la colonna H con H4, oppure giocare C6 per mettere la torre in E8 e cercare di entrare con quest'altra torre. Ancora meglio se si riesce a fare entrambe le cose, naturalmente. Essendo che questa mi sembra più forzante, quella con C6 torre 8, credo che giocherò per questa. Ok, anche perché lui ora si è tolto dalla colonna H, quindi magari l'apertura della colonna H è un po' meno efficace. E da notare una cosa, su questa torre 8 sarebbe interessante il sacrificio di donna. Eh, donna per re per, e però dopo scacco di scoperta col pedone la casa di promozione è occupata, quindi no buono per lui. Ah, ok, proviamo a mangiare qua. Questa mossa molto speculativa, quindi non mi piace tanto. Però mi ritrovo veramente in difetto di tempo, quindi devo farla. Donna per è la mossa giusta, su alfiere per, che è quello in cui spero, torre 2. Infatti l'alfiere da qua controlla questa casa, ma da lì no. Su donna per non so sinceramente che pesci pigliare, devo avere un po' di fortuna. Ah, torre C8. Torre C8 molto forte. C'è l'alfiere che tiene la torre. La donna non può mangiare perché c'è la donna, quindi toglie la donna e io mi mangerò C2. L'unica casella che copre entrambe è donna E4, però su donna E4 per esempio alfiere F5. Dopodiché
nulla mi impedirà di mangiarmi C2, attivandomi la torre. Probabilmente su Donna E4 potrebbe esserci anche qualcosa di meglio, ma non ho il tempo di controllare. Ok, Donna qui mangio direttamente. E... Ok, devo stare un po' attento all'ultima traversa, non beccarmi qualche scacco troppo fastidioso. Gioco torre H6, la mia idea è mettere il re in G8 e andare con re sicuro in H7. Su questo avevo controllato, potevo fare torre C8 perché c'è ancora il mio santo alfiere in G4. Ok, la mia posizione si è abbastanza stabilizzata, ho soltanto il problema di avere 14 secondi. Adesso alfiere F5 è, è da fare per liberare la torre in G6. Ah, ma c'ho proprio zero tempo. Ok, cavallo F4, sfruttiamo l'inchiodatura. Sta roba sicuramente non andrà bene, ma non ho più tempo. 5 secondi. Vediamo se riesco a fregarlo, ma probabilmente... Sì, lui è un fifone comunque, ragazzi. Cioè, comunque è un fifone totale. Basta, andata. Purtroppo non ce l'abbiamo fatta. Ok, ancora lancerò io qualche stampella adesso. No, non c'è proprio possibilità di vincere questa posizione. Peccato, ho perso troppo tempo in ciance. Sono costretto a giocare tutto in pre-move. Dai, facciamo i corretti, abbandoniamo. No, volevo abbandonare ma non ce l'ho fatta. Va bene, va bene. Probabilmente c'erano tante occasioni di vincere. Andiamo a vedere la più semplice, perché questa cavallo F2 secondo me è una porcheria. Per esempio H4 qua mi sa che vinceva molto più facilmente, al posto di donna H4. H4 la minaccia l'abbiamo già spiegata. Quindi H3 a me sembra l'unica mossa sensata in questa posizione. Cavallo G3, re H2 e ok, ma si possono fare tante cose, però la più semplice sembra mangiarsi la qualità, starsene buoni, con la propria qualità in più. E ok, questa è una posizione di grande vantaggio per il nero sicuramente. Gli alfieri sono più attivi, non ho alcun problema di sviluppo, e mentre lui è ancora molto indietro. E purtroppo Vanni Macero è stato sconfitto oggi. Mannaggia. Niente, spero che vi sia piaciuto questo video. Ci vediamo tra 2 o 3 giorni. E ora per continuare che cosa posso fare? Beh, innanzitutto ti consiglio di iscriverti al nostro canale in modo tale da non perderti le nuove video lezioni. E poi puoi vedere il video che è stato più cliccato in questa settimana. Ci vediamo, ciao!